Picciotti di Sicilia a tutto tondo, attenzione, Carlo in cucina. Ragazzi, sono tornato e oggi questa ricetta alla fine la potrò pure mangiare, amore. Di E che si vai! parla? Di che si parla? Oggi si parla dei panuzzi di San Giuseppe. Allora, abbiamo già preparato la farina, giusto? Ci misimo lievito. Noi andiamo Sì, avanti avanti, amore. Oggi ci mettiamo un bel cucchiaione di di miele. miele, dalle che bello sto miele siciliano, noi tutto siciliano. Mettiamolo così. E ora dobbiamo Impastare, arriminare. a riminare. Allora, la ricetta è di Floriana, di tuorlo rosso. Sì, noi prendiamo sempre spunto perché è top. E ogni siciliano comunque ha il proprio modo di fare questi panuzzi di San Giuseppe, anche perché li dobbiamo fare e poi li dobbiamo portare in chiesa a far benedire. Questa Certo, è tradizione. certo. Ora facciamo ghiacciare l'acqua. Vai. Intanto gira, bravo, bravo. Che io professionista sono in Dai, per essere un maschio sei abbastanza cucina, bravo, sono un dai. professionista. Amore, tu quando sei in cucina, non devi avere paura di sporcarti le mani. Allora, che c'è qua? Allora, ora ti faccio un panetto. Appena Sì, arriviamo a fare un panetto, sì. si ci aggiunge l'olio, sempre siciliano, extravergine d'oliva. Ma sei preparatissimo. Si vede che a lui ti una votato 100 volte. Infatti. Secondo me ci vuole l'olio adesso. Allora, ecco, il Olio. panetto. Appicchiamo l'olio e ci mettiamo. Eccolo qua. Uno e due. Allora, amore, ci vuoi ricordare perché si fa il pane di San Giuseppe? È una tradizione antica siciliana che si fa il pane in tutte le famiglie e poi si porta a farlo benedire. E come raccontavamo ieri, amore, poi i bambini, un tempo quando non c'era Covid, cosa facevano? Andavano casa per casa da tutte queste nonnine, tutte queste signore che facevano il pane di San Giuseppe, che era benedetto, andavano a raccogliere come una specie di Halloween, però siciliano. Poi ci sono le tavolate. Tavolate di San Giuseppe, processioni per San Giuseppe, l'abate che è il santo patrono fanno uvasconi di San Giuseppe e lo fanno girare per il paese. Ce n'è 100.000. Anche il pane si fa in diverse forme. Noi Sì, utilizziamo la forma di Floriana, che è anche la più semplice, sì. perché ci sono alcuni maestri che lo fanno a forma di colomba, di Vabbè, ulivo. certo, sì. Ma anche qua, lo Certo. sai, lo facevano pure. Cioè, lo tagliavano tipo in certi punti e sembrava una colomba, sembrava una cosa. E poi, amore, soprattutto pure la pasta di San Giuseppe fanno. La pasta con le sarde. La pasta con le sarde e la pasta di San Giuseppe, però fanno sti minestroni di San Giuseppe dove ci sono tanti tipi di pasta e tanti tipi di verdure. Ce n'è 100.000. Allora, picciotti, ora mettiamo il sale, che già Michela l'aveva pesato. Sì, Dice, ma si mette ora, sì. sì. E poi ci mettiamo un'altra S'arremina, cosa. s'arremina. E poi, ragazzi, il tocco del panuzzo di San Giuseppe. Che panuzzo di San Giuseppe non è panuzzo di San Giuseppe se non c'è questo. Guarda, amore. Il finocchietto, Un giusto? finocchietto che noi lo mettiamo pure nella salsiccia. Ah, amore, oggi è una storia a pezzannate. Questa è la caratteristica principale di questo pane, il finocchietto. Sì, Oltre sì. alle varie forme, alle varie E chi storie. sto oggi mi posso mangiare? Allora, picciotti, ora, dopo che abbiamo messo tutto, impastare per una decina di minuti, bello per farlo amalgamare tutto. Ah, e poi che si fa? amore? Si fa lievitare. Per 2 ore. Perfetto. Quindi ci vediamo fra 2 ore. Ah, attenzione, poi ci vuole un'altra ora di lievitazione, quindi se avete premura, fatelo quando avete tempo. Tagliamo bello panetto a tutto tondo, che bene. Ora questo lo mettiamo Bravissimo. qua. E lo facciamo Lo riposare. facciamo riposare e ci mettiamo una mappina in capo. Così lievita e poi andiamo alla fase 2. Picciotti, la pasta è lievitata. Ora Ecco. tocca a te, amore. Sì, ora dobbiamo fare i panuzzi. E i panuzzi, quindi. Mischiamo la pasta, Sì, la mettiamo qua e sì. la tagliamo. Quanto devono È un esserci? 70 grammi a panuzzo. 70 grammi, ora vediamo come potremo fare. Vai, occhio. Ah, occhio, vediamo. Allora, vedi amore, si fanno le pieghe verso dentro. Sì, Ah,
Si fa una specie di pallina. Sì. Così, da che bella pallina che mi viene. Sì. Mi piace? E si mette nella teglia. Perché poi ci sarà il taglio successivamente. Allora, proseguiamo. Proseguiamo. E ora ci vuole il taglio. Sì, guarda amore, facciamo un altro qua. Uno. Sì. Questo è il mio coltello, eh. Lo sai, vero? Sì, il tuo personale. Questo è il taglio che gli dà il tocco di San Giuseppe. Certo, la croce. Così poi diventano belli aperti in cottura. Una volta che finiamo di tagliarli tutti, poi un'ora ancora devono stare a riposare. Sì, dobbiamo fare un po' di esperienza con questo fatto della croce, amore. Prossimo anno, prossimo 19 marzo, amore. Facciamo Facciamo un corso. Vediamo a posto, vediamo. Amore, finalmente sono usciti dal forno, eh? Allora, te l'ho detto che la crocetta non è venuta, però. Amore, la crocetta la dobbiamo fare più profonda. Però, amore, l'importante è il sapore. Il sapore. Noi uno lo assaggiamo. Gli altri li portiamo poi a fare benedire. Sì. E ce li mangiamo, li regaliamo, poi vediamo. Va amore? bene, allora assaggiamolo, un panetto di San Giuseppe. Quale prendiamo? Chi ce fa? Quello, vediamo. Oh, sei Bene. stato bravissimo, vedi com'è il pane? Buonissimo, aspetta, d'odore buonissimo. Profumato, vero? Sofficissimo, molto soffice. Mi sento finocchetto. Certo, il miele. Perfetto, va bene. Allora, picciotti, buon San Giuseppe a tutti. Mi raccomando, nei commenti mettete le foto dei vostri panetti, che noi vi aspettiamo. Ciao, ciao, Dio mangio. Ciao. Che cosa mangiare?